Sa di chi è il cane? No? Oh, perfetto. Fermo! Boh, io non mi diverto così. Ah, adesso è divertente, sì. Guarda che vista, te. Cioè, guarda che roba. Allora, prima di farvi vedere il video dove il cane è scappato, voglio fare alcune precisazioni. Quando vedete il cane attraversare la strada, ok? Per un momento vedete che io cerco di fermarlo, però ci farete caso, lui, più io cerco di fermarlo e più lui si allontanava correndo. Quindi per un attimo sono rimasto fermo e siccome le macchine non stavano correndo all'impazzata, ho detto guarda, ho pensato meglio che sto zitto e fermo e speriamo non succeda niente. Dico questo perché magari qualcuno potrebbe pensare ah lui è rimasto fermo là col telefono così quando non è successo questo. Dove vai? Ehi! Vai per di là, dai, vai! Ehi! Ehi bello, vieni qua! Vieni qua bello! Dai, vieni qua! Dove stai andando? Ehi! Dove cazzo va sto cane qua tutto da solo? Bello! Vieni qua! No! Porca troia, fermo, fermo! Piano! Ehi bello! Oh mamma! È solo il cane? No, non lo so. Io se non trovo cani liberi ogni tanto. Almeno sto qua ho cercato di mandarmi. Lei sa di chi è il cane? Come? Sa di chi è il cane? No? Ah signor. Non so perché. Comunque per fortuna è andata bene e i padroni l'hanno ritrovato. Anche grazie al mio annuncio. Quindi adesso vi farò vedere un gruppo Facebook dove di solito funziona, in questo caso ha funzionato quindi benissimo. Se trovate un cane in giro per strada fategli una foto e lo mettete sul gruppo che vi sto per far vedere adesso. Allora, il gruppo si chiama Animali smarriti a Vittorio Veneto e dintorni e ci sono solo 4.400 persone, tra virgolette, no? Solo. Però è molto attivo, ok. Allora, qua sono, penso, non lo so dove sono, e volevo solo farvi vedere la vista che è questa, e da qua si vede anche il monte Pizzoc, che da questa angolazione si vede quanto è ciccione. Già. Allora, qua sono a Borgo Menegon, vabbè, questa è la vista. E niente, quelle montagne là stanno cominciando a farsi piccole. Questa è la vista di adesso. Cioè, capito? Troppo figo. Comunque sono quasi arrivato e sinceramente mi aspettavo che facesse un po' più freddo qui, invece ci sta bene. Cioè ragazzi, guarda che roba. Da qui si vede tutta la trippa. Adesso provo a farvi uno zoom. Là si vede tutta la trippa. Anche se può sembrare strano, non fa ancora freddo. E sono arrivato qua. Adesso vi faccio vedere la vista che c'è di qua.
Ecco, quelle sono le Dolomiti Bellunesi e guardate che figata. Devo andare là, che più o meno sono 300 metri di altezza, quindi prima ho detto che mi mancava poco, ma non era vero. E comunque sì, qua fa già un po' più freddo, sembra di stare davanti a un congelatore e bon, vado. Ecco, per chi non lo sapesse, dietro il Visentin, vedete qui, ci sono altre case perché ci sono altre persone. Fino adesso, tipo, a parte i paesaggi e battute stupide eccetera, ti viene di riflettere a vedere tutto questo, nel senso cioè quando arrivi a queste altezze qua, almeno per me, cominci veramente a chiederti, cioè a renderti conto di esistere, no? E volevo solo dire che viviamo in un mondo dove, in una società diciamo, dove le persone danno tanto valore alle cose materiali, no? Però diciamo c'è sempre tipo questa rincorsa al denaro, al dio denaro, no? Si sa che tipo le persone sono deboli e quindi vanno sempre alla ricerca di quello che non hanno. In questo caso scarseggia il denaro perché il sistema ha voluto così per la maggioranza. Di conseguenza le persone lo rincorrono, no? Passano tutta la vita a guadagnare, poi si serve anche magari truffare il prossimo eccetera, l'importante è guadagnare. Però al di là di questo volevo dire, cioè guardate che roba, ok? Io mi rivolgo anche a quelli che non sono religiosi, nel senso che io credo in Dio, ok? E quindi volevo condividere con voi questa riflessione e dopo torno a fare cose stupide, promesso. Però, cioè, se tutto questo, guardate, se tutto questo fosse un regalo, in realtà, ecco, magari pensateci quando chiudete questo video qui, a questa cosa che vi ho detto. Ah, e volevo anche aggiungere, a chi vi ha regalato questo, ok, gratuitamente, voi che cosa fareste per sdebitarvi? Qualsiasi cosa farete non sarà mai sufficiente o in egual misura, però può darsi che il lassù, ok, apprezzi i gesti che fate d'amore verso il prossimo, quindi in qualche modo vi sdebitate, ok?